Una passeggiata seguendo l'itinerario delle vie che ricordano i partigiani favaresi che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. È stata questa l'iniziativa Noi Partigiani Favaresi, promossa e organizzata ieri sera dalla locale sezione AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, da Liberarci, dall'Istituto Calogero Marrone, unitamente al Comune di Favara. Familiari dei partigiani, componenti delle associazioni, autorità e cittadini hanno così percorso via Gaetano Moscato, via Calogero Boccadutri, via Calogero Piazza, via Antonio Lombardo, via Girolamo Magliata, via Calogero Fanara, piazza Calogero Marrone, giusto tra le nazioni. Tutti figli di Favara, alcuni conosciuti, altri meno, venuti alla ribalta grazie allo studio di Pasquale Cucchiara, che ha raccontato le loro storie nel libro Altri uomini. Il corteo ha reso omaggio ai partigiani favaresi. Pasquale Cucchiara ha ricordato la loro storia a futura memoria. Noi abbiamo figli che forse non sapevamo. Fino a pochi anni fa era famosa la frase che la resistenza è stata fatta al nord e dal nord. Grazie agli storici e in particolare nel nostro comune, a Pasquale Cucchiara, ma anche a Gero Castronovo, lo voglio dire perché in effetti anche lui lavora in questa direzione, abbiamo scoperto che se non a Favara, ma i favaresi hanno dato la vita, hanno combattuto perché noi avessimo uno Stato democratico, perché fosse lottato il regime fascista che poi abbiamo saputo abbattere e sul quale abbiamo costruito l'Italia repubblicana, l'Italia libera e democratica. Fino a qualche tempo fa si pensava che Favara non fosse stata interessata per nulla della guerra di liberazione e della lotta di resistenza. Invece non è stato così, perché da studi fatti di recente, in maniera particolare da Pasquale Cucchiara e dall'impegno che altri abbiamo messo, diciamo, con le nostre associazioni, parlo dell'AMBI, parlo dell'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone, siamo riusciti a capire che invece Favara ha versato il proprio sangue per la liberazione del nostro paese. Vorremmo ringraziare tutti coloro i quali hanno lottato per darci un'Italia libera, democratica e antifascista e d'ora innanzi diciamo che Favara entra con forza nella resistenza italiana. Oggi abbiamo fatto un tuffo, diciamo, nella nostra storia, abbiamo ricordato tutti i partigiani, alcuni dei partigiani interessati ai quali abbiamo dedicato delle vie ultimamente, ed è stato anche un modo per ricordarci a tutti noi che ci sono stati tantissimi italiani, ma in questo caso nostri concittadini, che hanno dato la vita, alcuni che hanno messo a rischio altri la propria vita per regalarci quello che oggi noi abbiamo, la libertà. Questo ci serve a rinforzare quella che è la ricorrenza del 25 aprile per non lasciare che venga dimenticata nella stanchezza, ma che anzi con molta più vitalità possiamo festeggiarla e ricordarla, per ricordarci tutti assieme che il pericolo del fascismo non è mai sopito e che bisogna tenere alta l'attenzione e ricordare chi e che cosa ha fatto per regalarci oggi la libertà. Certamente questo è uno degli impegni prioritari che noi abbiamo. Fortunatamente abbiamo persone che continuano nella ricerca, Pasquale Cucchiara su tutti, sulla ricerca per far venire fuori tutti i nomi dei nostri concittadini che meriteranno questo riconoscimento. Oggi stiamo chiudendo in piazza Calogero Marrone, ex piazza della Vittoria. È stato uno dei miei primi provvedimenti, perché ho voluto ricordare in una piazza importante della nostra via una persona che in tutta Italia, anche nel mondo e soprattutto a Varese, è ricordata con vie e riconoscimenti. Era corretto che fosse ricordato nella maniera corretta nella propria terra di origine. Il 25 aprile quindi non solo una giornata festiva e non lavorativa, ma una giornata da ricordare sempre. Il 25 aprile è una ricorrenza, non è una festa, ma in quella ricorrenza noi ricordiamo appunto chi si è sacrificato, ricordiamo da dove veniamo
e ricordiamo soprattutto che la libertà che oggi noi abbiamo non è scontata, è un qualcosa che si è conquistata con il sudore, con la vita e che abbiamo l'obbligo morale di ricordare e portare avanti.